Io posso dire all'allenatore che l'Udinese deve rialzarsi, che comunque è stato pagato dazio anche all'inesperienza, ma domani andrà in campo una squadra più esperta. Una considerazione la mia. Sì, la prima che faccio io è questa: se all'inizio di questa stagione ci avessero detto che alla vigilia di questa sosta, o comunque dopo siamo pronti lì o ricominciamo? Ma se parlate allora, se vi parlate fra di voi faccio fatica io. Fossimo in testa ai secondi? Se all'inizio della stagione ci avessero detto che a un quarto di campionato, perché domani si celebra, un quarto di campionato, e con 2/3 di prima fase ci avessero detto che avessero detto a qualcuno che l'Udinese era in quella posizione di classifica con quel punteggio, credo che tutti avrebbero sottoscritto alla grande una cosa del genere. Io l'avrei fatto da allenatore ma l'avrei fatto di corsa. Quindi dobbiamo tenere presente sempre un contesto generale. Certo, domani noi dobbiamo cercare di dare una prova di fare una prova di reazione, una prova da udinese, cioè di una squadra che ha saputo far parlare di sé, soprattutto perché gioca d'insieme, perché gioca ad alta intensità, perché gioca un calcio generoso, e questo dobbiamo farlo tutte le volte che scendiamo in campo, però purtroppo tante volte non succede, e quindi ci può stare anche di perdere. La cosa, aggiungo anche che non è stata riportata che a Madrid, contro l'Atletico di Madrid, avrebbe potuto perdere anche qualsiasi udinese, e ci dispiace, torno a dire, ci dispiace molto di aver fatto brutta figura, mi dispiace tanto. Come ho già detto, la responsabilità è solo mia, perché le scelte le faccio io, e mi dispiace tanto per i tifosi che sono venuti lì, che erano lì e che speravano di vedere un'altra partita, e magari di vedere l'Udinese che tante volte in trasferta ha fatto sognare i propri tifosi. Non ci siamo riusciti e questo ci dispiace molto. Domani affrontiamo una squadra forte, solida, allenata da un tecnico che sta facendo ottime cose, le ha fatte in tutte le categorie, adesso lo sta facendo anche in Serie A. Una squadra molto difficile, la cui classifica parla chiaramente. E noi che siamo arrivati ieri pomeriggio dobbiamo prepararla molto in fretta, prepararla bene e soprattutto cercare di svilupparla bene, ma non sarà semplice. Mister, io volevo chiederle su Benaziano, perché ho visto che è convocato, come sta? Se lo recupero domani. Oggi ha fatto un lavoro differenziato e io mi auguro di averlo a disposizione, ma in questo momento non posso dire niente. Probabilmente sarà come per la settimana scorsa, cioè vedrò nel riscaldamento finale, avendo una soluzione diversa nel caso pronta una soluzione diversa nel caso non ce la dovesse fare. Mister, vedendo giocare il Siena, mi sembra una squadra che è molto brava nel giocare nelle due, cioè stare sempre molto, molto corta. Io ho visto qualcosa un po' col Chievo l'altra domenica, sia in fase offensiva che in fase, e concede pochissimi spazi. È corretto dire che quindi domani la prima qualità dovrà essere la pazienza, perché non credo che sarà una squadra simile al Palermo. La pazienza è un concetto pericoloso. È un concetto da grande squadra, no? Cioè, lo dicono, abbiamo avuto la pazienza, sì. Io penso che ci vogliano tante altre cose prima. Il temperamento, forse la prima di tutti, il ritmo agonistico e
consapevolezza che affrontiamo un avversario difficile e ben preparato, sia fisicamente che tatticamente. Credo che prima di quell'aspetto continuare, che ne continua altri. Ancora una cosa, poi passo. Dei giocatori che hanno giocato a Madrid, quanti potrebbero essere riconfermati? Perché Danilo, per dire, faccio un esempio, le ha fatte tutte. Ma con Danilo, sì, infatti oggi... Loro bisogna vedere come sta anche lui. Sì, c'è da verificare queste cose, però Danilo, ecco, con Danilo noi abbiamo una, tra virgolette, un po' di fortuna che quando ci sono questi cicli di 7 partite, di 7 in 20 giorni, 7 kg in 20 giorni, lui poi ha la possibilità di recuperare finché non sarà chiamato in nazionale. Spero per lui che sia, anche per lui, perché lo meriterebbe secondo me, sempre senza dare suggerimenti a nessuno, non è il mio compito, ma parlo per il ragazzo. E quindi ha la possibilità di recuperare, di fare dei lavori di reintegro nel periodo della pausa. Poi lui è un ragazzo estremamente professionale, è uno che cura tutti i dettagli, è un professionista esemplare da questo punto di vista, un uomo eccezionale e quindi sa recuperare, sa come recuperare tra uno sforzo e l'altro. Oggi però ho deciso di fargli fare un allenamento separato perché anche per lui 7 più 7 fa 14 e quindi è un po' stanco anche lui, ma penso che sarà della gara. Beh, Andanovic, Danilo, Floro chi? Danilo. Sto parlando di Danilo io. Sì, appunto, facciamo il riepilogativo. Danilo, Domizzi e Sì, Floro. beh, Domizzi non l'ha fatta tutta, è già importante. Floro lo stesso è già importante. E Baduc che l'ha fatta tutta, vediamo, poi dipende dalla situazione di Benassiar. Mister, come diceva giustamente lei, essendo arrivati ieri pomeriggio avete avuto pochissimo tempo per recuperare fisicamente, però il fatto di giocare dopo pochi giorni così, a distanza ravvicinata dalla gara di Madrid, psicologicamente potrebbe aiutare a tornare subito in campo per dimenticare, come ha detto lei. Altro luogo comune del calcio, sì, che comunque ha un senso di verità. Io se potessi aver recuperato un giorno in più avrei preferito. E il Siena è molto contento invece di trovarci col giovedì sulle spalle e con il viaggio, perché tanto si sanno queste cose qua, no? Cioè, anche uno che non le ha provate ma è abituato a fare magari la settimana tipo, e comunque nel calcio si sa, un turno infrasettimanale capita sempre, ma lo ripeto per chi dice che il turnover non turnover, tutte queste cose qua, un conto è giocare domenica, dico solo di domenica, mercoledì, domenica, e un altro conto è giocare domenica, giovedì, domenica. Sono due cose molto diverse. In più aggiungo che le grandi squadre, perché un altro ti può dire ma come, ma il Barcellona e il Manchester United, a parte che sono grandi squadre, sono abituate a vincere quasi sempre, quindi questo aiuta molto, ma spesso chi gioca in Champions League gioca sabato, mercoledì e domenica e quindi hanno anche un giorno in più. In ogni caso, se fosse una settimana per tutte e due, un conto è giocare domenica, mercoledì, domenica, e un'altra cosa è domenica, giovedì, domenica. Quindi sarebbe d'accordo a fare magari partite di lunedì? Io l'ho detto a qualcuno, forse l'ho detto anche qua, io porterei avanti una proposta per cui le squadre di Europa League, perché non avere il posticipo al lunedì? Probabilmente ci saranno dei perché. Scusa, visto che certe squadre di Champions giocano il venerdì quando poi giocano il mercoledì. Sì, no, ma è un discorso che va portato avanti, insomma, è un input che io butto là, poi vediamo se viene raccolto o meno. Salve mister, volevo sapere se lei e la società vi aspettavate un infortunio così prolungato di Barreto, perché comunque sarebbe servito moltissimo durante le coppe. E come facevamo a pensare? Noi sapevamo che a Bari aveva avuto un'annata disgraziata e abbiamo messo tutte le nostre risorse in campo, non le mie, io non c'entro niente, nel senso che parlo di medici, la loro competenza, la loro professionalità, preparatori, fisioterapisti, tutti hanno dato il meglio e stanno dando il meglio, compreso il ragazzo che sta cercando di recuperare, però queste sono cose che non si possono prevedere. E quando dovrebbe rientrare il giocatore? Spero dopo la sosta di vederlo allenarsi con noi e dovrebbe essere così.
Anche dopo la prima settimana di sosta, cioè dopo di vederlo lavorare con noi, questo sarebbe già importante. Possiamo vederlo in campo nell'amichevole? Non credo. Ok? Basta così col signor allenatore? Non lo so, sono qua. No, non so problemi. No, mi sembra che hai fatto all'inizio quindi hai detto tutto. Bene? Aspetta. Chi è? Noi dobbiamo riempire gli spazi. No, questa coppia d'attacco destro-Calaiò, come la giudichi? Perché mi sembra una coppia molto ben amalgamata con un giovane che proprio tra l'altro già l'anno scorso a Genova quando giocava non faceva male. No, beh, è una bella squadra. E poi hanno Brienza, che non è una squadra difensiva, c'è Brienza che gioca. No, allora, è una squadra. Volevo che tu scendessi un po' più nei partiti. Allora, ne parlo volentieri, cioè, per quello che posso dire, se non dire bene ovviamente, perché è una squadra compatta, è una squadra molto organizzata, è una squadra che fa sempre le cose giuste, è molto concreta e ha dei giocatori di qualità. Brienza con me è stato a Palermo ed è stato un giocatore che avrei portato ovunque, perché è un trequartista, seconda punta, attaccante esterno di grande qualità, un giocatore che ha fatto meno di quello che erano nelle sue potenzialità, e comunque un ragazzo straordinario che ricordo con grande piacere. Con me ha fatto un campionato eccezionale a Palermo, ha fatto 10 gol nel primo anno di Palermo, l'anno che dalla B siamo arrivati in A, siamo arrivati sesti e lui ha fatto un campionato straordinario, e questo lo posso naturalmente dire, e potrei parlarne ancora di Ciccio Brienza perché lo conosco molto bene. Destro e Calaiò non li ho allenati, ma Destro è un ragazzo giovane che si sta imponendo, già come dicevi tu lo scorso anno a Genova quando ha giocato ha fatto bene, e Calaiò è un altro attaccante di qualità, cioè un giocatore che ha tutti i colpi, tutte le qualità dell'attaccante vero, quindi c'è in questa squadra un grande mix di senso di appartenenza e come dire, senso della realtà e pragmatismo, ma anche ottime individualità e ottime qualità. Ok? Grazie, mi sta bene.